Bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Parliamo di calcio. Si è alzato il sipario sul campionato di Serie B, pareggio e tanti rimpianti per il Palermo di Corini, che in 11 contro 9 non riesce a battere il Bari al San Nicola. Di Mariano fallisce un calcio di rigore e allo scadere gol annullato a Brunori. Al San Nicola finisce 0-0. Marco Gulla. La sagra delle occasioni mancate. Il Palermo in 11 contro 9 riesce a non vincere al San Nicola contro il Bari. Finisce 0-0 nell'anticipo della prima giornata di Serie B e i rosanero possono solo disperarsi per non aver portato a casa la vittoria. Un rigore sbagliato e un gol annullato all'ultimo minuto. Resistenza da un lato, poca lucidità dall'altro. Sì, perché il Palermo doveva certamente fare di più. Negli ultimi minuti con il Bari in 9 si è pure fatto male Menes, rimasto in campo ma senza poter correre. Una partita subito accesa dal tiro di Vasic con Brenno, che per poco non regala così il vantaggio ai siciliani. Palla sul palo, poi sale in cattedra il Bari, che inizia a giocare meglio e colleziona anche occasioni. Bravo Pigliacelli a non farsi sorprendere. Ripresa, Maita entra a gamba tesa su Vasic e Maresca, dopo il controllo al VAR, estrae il cartellino rosso. Una sanzione che ha indirizzato il match, almeno dal punto di vista strategico, col Palermo costantemente nella metà campo avversaria. Al 63esimo ancora l'arbitro protagonista, questa volta il fallo è di Di Cesare su Brunori in area, calcio di rigore e doppio giallo per il capitano dei biancorossi. Bari 9, dal dischietto va Di Mariano che calcia però altissimo sopra la traversa. Il Palermo però non si scoraggia, Corini le prova tutte mettendo in campo i giocatori offensivi a disposizione, Valente, Mancuso e Soleri. Così dopo un maxi recupero arriva il gol di Brunori, il Palermo esulta ma il controllo VAR annulla la rete, fuori gioco dell'attaccante rosanero. Si resta sulla 0-0 e finisce così, 2 punti persi per come si era messa in discesa la partita. Beh, davvero sfortunati. E in arrivo 2 colpi invece, occupiamoci del Catania, 2 colpi di mercato per i rossazzurri, dirigenti pronti a portare alla corte del tecnico Luca Tabiani l'attaccante Di Carmine, con tanta esperienza anche in Serie A e in Serie B, e il difensore Quaini, voluto proprio dal tecnico Marco Carli. Un bomber di categoria superiore, così aveva descritto il prossimo attaccante del Catania il DS Laneri in occasione della presentazione del tecnico Tabiani poco meno di un mese fa. Samuel Di Carmine lo è, la carriera l'ha portato anche in Serie A dove ha collezionato quasi 50 presenze e 8 gol, ma è in cadetteria dove ambisce ad arrivare presso il Catania che l'attaccante nato a Firenze ha collezionato più reti, 83, e partite quasi 350, oltre a 33 assist. In C invece i gol sono 14, un bottino che Di Carmine proverà a rimpinguare. Laneri col vicepresidente Grella aveva messo gli occhi sulla punta già da tempo, ma l'affondo sarebbe arrivato nel momento topico dopo il Ferragosto e a 2 settimane dall'avvio del torneo, superando la concorrenza del Cosenza. Di Carmine, classe 1988, dopo l'avvio in maglia fiorentina della sua carriera ha trascorso importanti con Verona e Perugia, ma anche fra le altre con Cremonese, Frosinone, Entella e Crotone. L'11 del Catania diventa con lui di grande livello e si parla anche di un centrocampista come Mastinu, per esempio, per completare l'organico, che in difesa ha trovato l'altro centrale. Come vi avevamo anticipato, si è tornati alla carica per Quaini, voluto fortemente da Tabiani, e anche l'arrivo al Fiorenzuola di Nava, proprio un centrale di difesa, ha portato la squadra emiliana a più miti consigli nei confronti degli etnei. L'allenatore contava proprio sulla possibilità di avere un giocatore che conosce e che fa partire il gioco dal basso. Catania è un banco di prova importante per testarne le qualità. Intanto la società ha annunciato la presentazione della campagna abbonamenti che sarà lanciata lunedì, e poi al netto degli ultimi arrivi e partenze la concentrazione sarà tutta sull'esordio di inizio settembre contro il Crotone, altra protagonista designata del campionato. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 13:26 in punto. Intanto vi lascio alla rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.